alle associazioni di categoria e a tutti i cittadini che hanno voluto partecipare all'inaugurazione ufficiale del centenario della Grande Guerra. Il governo italiano ha voluto ricordare la Grande Guerra stipulando un protocollo d'intesa col Ministero della Difesa, firmato ad aprile del 2013, predisponendo un programma di commemorazioni della Prima Guerra Mondiale congiunto, nel quale fosse tutelata l'immagine della difesa, delle forze armate e della Guardia di Finanza. Lo scopo di queste celebrazioni è la rievocazione dell'eroismo e del sacrificio dei soldati italiani e della popolazione civile dal 1914 al 1918. Inoltre verranno approfondite le vicende politiche, culturali e civili che si sono susseguite con l'evolversi degli eventi. Il Governo e il Ministero della Difesa hanno voluto promuovere il recupero dei luoghi storici della Grande Guerra, molto spesso dimenticati o trascurati, potenziando la conoscenza dei siti storici già conosciuti attraverso il restauro e la riscoperta della memoria in essi conservata. Anche Abano Terme, dal 1915 e fino al 1917, è stato teatro di guerra. Durante il primo conflitto mondiale, la cittadina aponense è stata trasformata in un grande ospedale, riserva per i soldati feriti e ammalati che venivano accolti nelle ville e negli alberghi requisiti. Dopo la ritirata da Caporetto, l'esercito italiano si riversò nella città di Abano Terme, instaurando il comando supremo dell'esercito guidato da Armando Diaz presso l'Hotel Trieste, che è qui vicino a voi. L'Hotel Orologio, che è questo e i cui proprietari ringrazio per la disponibilità, fu sede delle mensa ufficiali, nonché luogo di soggiorno per gli ospiti del Comando Supremo. Qui il generale Diaz invitò a cena Gabriele D'Annunzio e i piloti che volarono su Vienna. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessore alla cultura Cristina Pollazzi, che ringrazio, e agli uffici competenti, hanno programmato diverse e notevoli iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, con una particolare attenzione ai più giovani, che ringrazio per essere presenti qui. Le celebrazioni del centenario in parte sono iniziate già il 19 aprile scorso, con l'avvio di un ciclo di incontri e conferenze con autori di libri storici sugli aspetti legati al territorio aponense. Gli argomenti trattati ricoprono il ruolo delle donne durante il primo conflitto mondiale, l'organizzazione sanitaria, l'organizzazione del comando militare, con un focus particolare alla figura di Diaz, la vita quotidiana e il ruolo dei preti e dei profughi. Da oggi fino al 1° maggio verrà allestita una rievocazione storica che vedrà la collaborazione di più attori su tutto il territorio, con una maggiore attenzione al ruolo assunto da Abano Terme sia come luogo di ricovero sia come insediamento del comando generale di Diaz presso l'albergo Trieste Vittoria e l'albergo Orologio. L'importante rievocazione storica inoltre proporrà delle mostre e rappresentazioni pensate e realizzate al fine di far conoscere da vicino ai circa 3.000 studenti delle scuole del territorio e ai cittadini i fatti e le condizioni in cui migliaia di soldati si sono trovati a vivere nell'ultimo anno del conflitto mondiale. Oggi la scuola secondaria di secondo grado, il Pietro d'Abano, farà anche rivivere e gustare al pubblico presente la famosa sbobba del soldato, riproponendo fedelmente il pasto base che l'esercito somministrava ai propri militari.
Il nostro auspicio è che questa memoria storica non duri un giorno, ma sia mantenuta da ognuno di noi, sempre viva e lucida, in ogni azione quotidiana, perché senza la memoria non possiamo costruire un buon futuro. A voi tutti auguro buone celebrazioni. Bene, ringrazio il Sindaco per il suo intervento.